Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei un tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente. Di quelli che fanno accelerare il cuore e tenere gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più recenti e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia già il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei retroscena del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'accordo con il Siviglia per l'arrivo di Juanlu Sanchez è praticamente fatto. E non è tutto, anche Miguel Gutiérrez sbarcherà in Italia, con le visite mediche fissate per lunedì. 2 rinforzi spagnoli per rafforzare le fasce, aprendo la strada alla possibile partenza di Alessandro Zanoli, che ha già accordi in via di definizione con Bologna e Udinese. A centrocampo, il nome che prende quota è quello di Elgif Elmas, vecchia conoscenza della tifoseria. Capace di giocare sia centralmente che sulle corsie esterne. Giovanni Manna starebbe lavorando per concretizzare il suo ritorno. Inoltre, dietro le quinte, ci sarebbe un rinnovato interesse per Yunus Musa. Ma la concorrenza del Nottingham Forest è forte. Nel frattempo, Fabio Miretti e altri nomi ancora tenuti segreti potrebbero emergere come alternative per rinforzare la rosa. E ora, tifoso del Napoli, vogliamo sapere cosa pensi di queste mosse di mercato. Juanlu e Gutiérrez sono i tasselli giusti per il nostro futuro? E sul ritorno di Elmas, sei d'accordo? Lascia la tua opinione nei commenti e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, manda un super thanks per sostenere il nostro lavoro e continuare a ricevere notizie calde come questa.